E il tonfo sì, ci ha svegliati, abbiamo sentito la moto passare e poi tonf, un'inchiodata, siamo usciti e abbiamo visto quello che abbiamo visto. È stato un boato nel silenzio della notte a svegliare Christian. Intorno a mezzanotte, lungo la strada provinciale 57 in via Argine di Mezzo, a Fossalta di Piave, una moto e un'auto si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violentissimo. I due centauri, Maurizio Re di 66 anni e Barbara Brighenti di 59, residenti nel Bresciano, sono stati sbalzati sull'asfalto e sono morti sul colpo. Quando Christian è uscito di casa ha capito subito che era successo qualcosa di gravissimo e ha chiamato subito i soccorsi. Quando ho sentito il tonfo sono uscito di casa e ho visto la macchina parcheggiata qui e la moto in fondo aggrovigliata dentro il guardrail e per terra c'erano i due centauri in mezzo alla strada. Inutile l'intervento dei sanitari arrivati sul posto anche con l'elisoccorso. Per i due non c'era già più nulla da fare. Conseguenze non gravi per i due occupanti dell'auto, due giovani originari di Spresiano, accompagnati in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di San Donà di Piave, l'auto era intenta a scendere dal cavalcavia in direzione Treviso, quando si è scontrata con la moto proveniente dal senso opposto. Resta ancora da chiarire cosa abbia provocato il violento impatto. Gli investigatori hanno sequestrato entrambi i mezzi e sono ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, valutando anche la velocità con cui i veicoli stavano percorrendo quel tratto di strada dove troppo spesso i limiti non vengono rispettati. La gente comunque continua a sfrecciare. E abitando là basta niente e la macchina ci viene dentro in casa. Sulla parte alta del cavalcavia, nel momento in cui hanno la visibilità chi viene da una parte e dall'altra, si azzardano a fare i sorpassi. Noi che abitiamo qui, tutti quanti noi, nel momento in cui dobbiamo prendere, girare, svoltare, dobbiamo mettere la freccia su, diciamo, la parte alta in modo che tante volte ci sorpassano ugualmente. Quindi è una zona molto pericolosa. Inutile quindi il limite dei 50 km/h imposto dal sindaco su quell'arteria che continua ad essere luogo di violenti incidenti. La scorsa settimana, solo qualche chilometro prima, in un altro incidente stradale, 2 persone rimasero ferite. Per questo l'invito del sindaco alla massima prudenza. Le insidie e i pericoli ci sono sia in auto, tanto più chiaramente in moto, ma anche nell'uso della bicicletta. Noi come amministrazione stiamo lavorando con i ragazzi su questo fronte perché è importante che comincino ad essere responsabili e consapevoli già da piccoli di quelli che sono i pericoli della strada.